verso il palco, un attimo solo per... Sì, un attimo, adesso, anche perché sono gli stessi ragazzi che devono andare a prendere i palloncini, poi la banda deve andare, il gospel deve arrivare, la torta deve essere tagliata. Sì. Quante robe! Questa è la festa, insomma. Adesso di corsa le candeline della torta di Lignano in Fiore diventano palloncini per colorare il cielo di 1000 colori come fanno gli aquiloni durante l'aquilonata in spiaggia. Al pubblico chiedo un attimo di pazienza perché il lancio dei palloncini è sempre particolarmente emozionante. Che do sempre, da questa pagoda parte sempre, i bambini che avranno il palloncino in mano dovranno aspettare l'ordine ufficiale per lanciarlo nel cielo. Intanto le autorità presenti brindano al compleanno di Lignano in Fiore. Ecco i bambini che arrivano, portatevi qui tutti davanti alla pagoda per cortesia. Scusa Max, saresti così gentile? Che hanno il palloncino in mano. Grazie. Perché se no non riesco a tenere. Perché altrimenti i palloncini si impigliano nei magici alberi del parco Hemingway. Ecco i palloncini che arrivano, tutti i ragazzi per cortesia si portino qui davanti. Eccolo lì, vi ho detto state attenti, un palloncino da solo. 1, 2, 3, 4. No, bisogna aspettare di lanciarli tutti insieme.